Buongiorno. Allora, c'è stato una persona del gruppo, Giacomo, che ha pubblicato stamattina un post in merito al fatto di invitare gli amici, no, a seguire la propria pagina Facebook. E questo mi ha dato, diciamo, lo spunto per darvi una riflessione in merito, perché so che tanti fanno questa cosa e vorrei darvi un consiglio a riguardo. Quindi, voi sapete che, e se non sapete ve lo mostro adesso, c'è la possibilità, Facebook vi dà la possibilità di invitare gli amici a seguire la vostra pagina, no? Questa è una delle mie pagine. Se scorrete qui c'è il invita amici, no? Invita i tuoi amici, eccolo qua. Cliccando qua io posso fare una selezione anche totale e invitare tutti i miei amici a seguire la pagina. Quindi a loro arriverà un invito, posso anche personalizzarlo, posso scriverci, insomma, ti invito a seguire la mia pagina, eccetera, eccetera. Ok. Arriverà un invito da parte mia, quindi da Paolo Dal Lago, non a nome della pagina. Arriverà una notifica e questi amici potranno o meno seguire la pagina. Ok, questa è una possibilità che dà Facebook. Perché io vi sconsiglio di usare questa funzione? Ve lo sconsiglio perché andate a, diciamo, sporcare la pagina facendo seguire da persone che potrebbero seguirla solo per farvi un favore, ok? Perché è chiaro che se io chiedo a un amico magari di segui la mia pagina, questo per amicizia o per altro, insomma, segue la pagina. Però qual è l'obiettivo della vostra pagina? Comunicare con i vostri clienti o potenziali clienti, no? In questo caso quello che andate a fare è crearvi un audience di persone che potenzialmente non hanno niente a che fare con i vostri clienti, perché sono semplicemente degli amici. Questo va anche a sporcare i vostri post, perché un conto è se voi pubblicate un post che può interessare i vostri clienti. Un conto è se pubblicate un post che alle persone che seguono la vostra pagina non interessa perché sono semplicemente vostri amici, quindi all'inizio magari vi mettono anche like, poi alla fine o commentano, poi dopo un po' se il prodotto o il servizio che voi vendete, proponete non interessa, smetteranno di seguirla e non interagiranno più, e questo fa abbassare completamente anche il valore che ha la vostra pagina agli occhi di Facebook. Ok? Quindi quello che vi consiglio è di non usare quella funzione di invita amici. I like alla pagina sono comunque si dice una vanity metrics, no? Quindi un modo per dimostrare chi c'era più lungo, diciamo, mettiamola così. Alla fine non fa fatturato, no? Avere 10.000 o 100.000 like sulla vostra pagina non vi cambia tanto a livello di fatturato. Ha comunque dei vantaggi positivi, perché comunque vedere al lato cliente che ci sono tot numero di persone che seguono la pagina ha comunque un effetto. Però ecco, vi consiglio di farla crescere organicamente, gradualmente. Invitate piuttosto, c'è un'altra funzione che permette anche in automatico di invitare a seguire la pagina chi ha, magari se fate delle sponsorizzate, no? Chi ha messo like chi ha messo like ai post, alle sponsorizzate che avete fatto. Quello magari ha più senso, perché se voi fate una sponsorizzata e targetizzate bene le persone a cui è indirizzata, quelli sono chiaramente potenziali clienti o clienti, quindi ha più senso costruire un audience di questo tipo. Ok, spero di essere stato chiaro. Se avete dubbi, scrivete pure nei commenti, poi vi rispondo. Ciao ragazzi, buona giornata.